Niente, allora è dai, amici bellini. Dai. Mazzarri se l'ha visto, perché, vabbè. Però i problemi per Mario Rui, speriamo che, insomma, il tutto funziona come si deve. Mazzocchi a sinistra, Zerbino a destra. Bravo Walter. Caillou, cominciamo con i tacchetti inutili. Caillou. Bravo Mazzocchi. Bella palla Juan Jesus. Bravi con la reaggressione. Fallo brutto. Bravo Zerbin. Bella palla di Bravo Simeone. Vai, Peter stava. Simeone, Maron. Li vedo belli aggressivi, bell'approccio. Attenzione, perché così? Bravo Gollini. Occhio. Bravo Gollini, bravo. Bravo Lobo. Simeone sta come un pazzo, Simeone. Bravo. Kvara, ma perché non ti rimporta? Bravo. Occhio Politano, occhio. Questi ci aspettano. Vedi, sono passati 12 minuti. Aspettano che facciamo noi un errore. Se giochiamo con testa, non ci vengono aggressivi addosso come con la Fiorentina. C'è tempo per ragionare. Non devi forzare. Mamma mia, Di Marco. Ma chi l'ha deviato? Non l'ha deviato uno di loro? Bah, lo fa tirare. Bravo Gollini. Devi darlo sto fallo a Kvara. Dai. Mamma mia. Miki. Dai, 2 mani addosso. Fallo netto. Segnava Mkhitaryan, ce ne dovevamo andare tutti quanti. Dai. Perché uno non vuole tornare indietro. Noi guardiamo le cose nostre. Non ci vogliamo lamentare del fallo sull'Obotka di Lautaro. Ma così poi si determinano le partite. Bravo Caius. Bravo Juan Jesus. Bravissimo. Simeone. Mani. Non si ammonisce qua. Cioè proprio lo mette proprio a po'. Vabbè. Stanno crescendo loro, di intensità, di velocità. Bel portiere Gollini. Coraggioso. E la palla di Zerbin. Politano. Guarda che Cengonge, sveglia Politano. Cengonge. Bravo Lobo. Secondo fallo di Çalhanoğlu. Devi cominciare ad ammonire. E questo è il terzo fallo di Çalhanoğlu. No, vabbè, è uno scandalo. È già uno scandalo. Gamba tesa. Anche se fosse un fallo solo, questo qua devi minimo ammonire. No, vabbè. Quelli sono forti, ma così è ingiocabile. È ingiocabile proprio. Vai Cajuste, mettila bene. Bravo. Kvara. Bravo Lobotka. Se noi con questa formazione giriamo la palla un po' più veloce, guarda che li metti in difficoltà. Mazzocchi però si va in gol agli avversari, è inutile proprio. Simeone sulla palla, fallo. Bella cosa. Bravo Rachmani. Mamma mia Di Lorenzo, bravo. Stanno cominciando a pigliare a pallonate. Mazzocchi serve qualità. Ci ha dato un pallone a Gollini proprio. Fuori gioco, no? Fuori gioco. Deve essere fuori gioco. Non me lo scrivo nemmeno. Dai, cioè è proprio in ritardissimo il guardalinee che sta in vacanza. Bravo Simeone, vai Kvara. Vai, ce l'hai. Col sinistro ce l'hai. Mannaggia. Poco prima. Però dobbiamo accompagnarlo, non è che lo lasci da solo al suo destino. Dobbiamo scendere tutti, altrimenti non si crea mai il presupposto. Raccomando, un primo fallo a giallo. Ma è proprio così che va. È così che deve andare. Mamma mia, che bella palla, Mkhitaryan. Collini. Guarda là che fallo bare. Mamma mia. Bravo Rachmani. Vai qua. Esatto. Mo' c'è andato 4 fallo. C'è andato già alla Çalhanoğlu. Mazzocchi. Mannaggia. Signori, è volato questo primo tempo, manca qualità a noi, l'approccio c'è, la volontà c'è, manca proprio qualità nel palleggio, facciamo errori e non costruiamo bene, loro stanno crescendo, servono i like comunque vada e comunque sia andata perché ci siamo.
Dai, dai. Guarda Zerbin abbonito al primo fallo che fa. Ci sta, sia chiaro. Ma li devi dare anche agli altri. Simeone, qua devi ammonire immediatamente. Bravissimo Simeone. Bravo Lobotka, si è fatto mezzo campo. Kvara! Questo era buono proprio. Che parata che ha fatto sto marone. Comunque Zerbin e Politano si calpestano i piedi. Se non scambiano veloci tutti e due, sono due presenze inutili. Tanto vale mettere un centrocampista. Io per questo dico, Mazza, veramente, adesso ascoltami con calma. Leva Politano, metti Zielinski, lascia e gioca a 3 e giochi a 4-3-3. È l'unica cosa da fare in questo momento, perché siamo nulli e prima o poi ce lo fanno. Io vorrei sapere se Barella è antipatico pure agli interisti o solamente agli avversari, per tutte le proteste continue che fa. Madonna mia, mamma mia, quest'arbitro. Bravo Rachmani. Bravo Gollini. Mazzocchi, purtroppo questa è ciucciaria. Io col bene che ti voglio è ciucciaria. È proprio mancanza di qualità. Ostigard. Niente, allora è la sostituzione della paura. Io spero di poter esultare come un pazzo, però questa è la sostituzione che mette paura. Politano! No! Uno scandalo pari a quello di Pechino! Uno scandalo pari a quello di Pechino! Signori, i 2 gialli di Simeone ci stanno a termine di regolamento. Mi devi dare gli altri gialli a tutti quanti loro. Cialanoglu già doveva essere espulso prima. Se fate così, allora io accetto anche questo. Altrimenti la sensazione è che non vedevi l'ora di buttarne uno fuori dai nostri. Mi dispiace. E sotto arriveranno i non mi piace, le proteste. Io voglio il giudizio dei tifosi avversari, i tifosi del Milan, i tifosi della Juve, i tifosi della Roma. Non ascoltate né me né i tifosi dell'Inter. Voglio i tifosi italiani a giudicare questo arbitraggio. Tu mo devi praticamente per 40 minuti devi sperare di difendere lo 0-0 e andare ai rigori. Non abbiamo manco messo una punta in questo momento. Siamo rimasti con la stessa formazione. È un 5-4. Bravo Lob, mamma mia, sei commovente. Lobotka commovente, da solo. Cioè io mo mi devo vedere mezz'ora di difesa contro attacco. Ma tu hai tolto Kvara e Politano, che sono 2 potenziali rigoristi. C'è proprio la voglia di provare a impostare un 1-2 che te ne vai. Proprio lì, boom, la tira avanti e poi ci difendiamo. È così quanto può durare. Signori, voglio esultare come un pazzo. Voglio dire bravo Mazzarri, che ti sei difeso, perché ti sei difeso e l'abbiamo vinto. Voglio esultare come un pazzo. Mazzocchi non finisce una partita, Grazie Mazzarri, grazie. Almeno mettere Raspadori mi dà quella cosa di dire ci hai voluto provare, perché così lo prendi il gol, è chiaro. Bravo. Peccato avere Mario Rui che può fare i cross per Raspadori, però così deve andare questa strada. E non lo vuoi ammonire qua! E non lo vuoi ammonire qua Lautaro! Da dietro! Come quello di Simeone! È una cosa incredibile! Ammonisci Mazzarri! Va bene, perché ti devono inquadrare, devono far vedere il replay! Ha ragione Mazzarri, ha ragione. Il calcio è sempre così, voglio. Ti fa vedere sempre qualcosa di molto simile subito dopo e tu puoi fare il paragone. È sempre così il calcio. 5-3-1 con Lindstrom mezzala sinistra, per quelli più curiosi. Lasciate il like. Mamma mia Lobotka, sei un eroe! Lautaro, alzati, sei un buffone. Sei un buffone. Mamma mia, non c'è la mano, non c'è la mano. Ammonite Lautaro per simulazione. Ammonite Lautaro per simulazione. Vai Lindstrom. Gioca a calcio. Mario Rui. Madonna mia. No, Mario, non ti farà ammonire. È perché voleva l'angolo che c'era. C'ha ragione. Bravo Di Lorenzo. Bravo Raspadori. Bravo Ostigard. Bello tosto. Continua Lindstrom, dai. No, ha piato una gomitata quello. Piato una gomitata. Raccomando. Dai Lindstrom, un po' di sostanza. Bravo Gollini. Se faceva sto gol Lindstrom ce ne andavamo a casa. Bravo Di Lorenzo. Eroico Di Lorenzo, eroico. No. Bravo Gollini. Miracolo. Un pallone che scuscia, che squish. Bravo Di Lorenzo. 5 minuti. No. E si leva la maglia l'uomo che non è stato ammonito e che quindi dovrebbe essere espulso. Così voglio. È una brutta storia calcistica.
che ci deve insegnare che la difesa d'oltranza non è il futuro. Questa storia ci deve insegnare che la difesa d'oltranza non può essere il nostro futuro. Dai Lindstrom, dai. Niente. Dalla testa cosa fa, Quando tu poi non hai niente da perdere, anche un uomo in meno puoi attaccare. Ma serve tutta un'altra... Lindstrom, l'ultimo dribbling proprio nei piedi dell'avversario. Bravo Collin. Non c'è più niente da scrivere, signor arbitro, fischia. Va bene, andiamo a parlarne live perché ci hanno provato in tutti i modi. Sono stati anche stoici nel sacrificio, ma che sia da lezione, bisogna tornare a giocare a pallone.